Nuove tutele e convenzioni con strutture sanitarie private e pubbliche sono le importanti novità introdotte nel 2023 da Sani in Veneto, Fondo di assistenza sanitaria integrativa regionale per i lavoratori dell'artigianato, costituito da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CGIL, CISL e UIL del Veneto. La prima è un grande rinnovamento sulle tutele volontarie. Ora l'adesione diventa di sistema, quindi fidelizzata come quella per i lavoratori, e questo permette al fondo di aumentare le prestazioni, ad esempio raddoppia quelle delle lenti, raddoppia la fisioterapia, aumenta le protesi e ne introduce anche di nuove, ma soprattutto dà la possibilità anche di sottoscrivere dei pacchetti aggiuntivi se una persona sceglie di tutelarsi in modo più ampio. Al via poi una convenzione con l'azienda ULSS Ottoberica, grazie alla quale l'iscritto, tramite una card di colore blu e chiamando il numero unico del fondo, potrà usufruire di una scontistica su una serie di prestazioni erogate in regime intramenia. Si tratta del primo step di una serie di convenzionamenti che si punta a estendere alle altre ULSS del Veneto. È la prima volta in Italia che un fondo sanitario contrattuale si convenziona con la sanità pubblica, perché il nostro obiettivo è quello di dare coperture sanitarie integrative ai lavoratori e alle lavoratrici dell'artigianato con il fondo Sani in Veneto, ma ci interessa farlo anche con un'azione di sostegno alla sanità pubblica che sta vivendo una fase di particolare difficoltà dopo il Covid. Da gennaio infine il fondo ha dato il via a convenzioni dirette con circa 340 strutture sanitarie private del Veneto, tra poliambulatori, studi dentistici e centri ottici, per avere una scontistica dedicata con una card stavolta di color rosso. Abbiamo 200 sportelli nel territorio che, raccogliendo appunto le esigenze dei nostri iscritti, 135.000 iscritti, possono in qualche maniera darci conto di quello che manca, di quello che serve, di quello che va rinnovato o creato nuovo.